all'Università di Oxford. Hanno chiamato me, hanno chiamato per spiegargli questo Movimento 5 Stelle che nasce in rete da cittadini, che bypassa i mezzi di informazione, che vive nonostante il silenzio dei media, che sopravvive, vive bene, ed perché? Per combattere la corruzione, perché anche loro ce l'hanno la corruzione in Inghilterra, sono andato in Germania, figurati, e ce l'hanno anche loro, ci sottovalutano. Loro ci prendono sempre per il culo, gli italiani, Berlusconi, mentre noi siamo un virus. Noi come entriamo lì, li modifichiamo geneticamente. E loro ci prendono per il culo. Nelle 5 mafie mondiali 3 sono italiane. L'Andrangheta fattura 130 miliardi di euro e si è presa già mezza Germania, quasi tutta la Spagna, mezza Francia, e loro fanno che sempre gli italiani si ma che cazzo di sessuali? E noi non hanno anticorpi, io sono andato ad avvertirli, state attenti, guardate, la gente straniera, politici, ministri che vengono in Italia, stanno un po' qua, tornano, che sono diversi. Sarkozy è venuto 10 giorni in Italia, è stato in compagnia quei 10 giorni di una persona che non vi posso dire chi è. Dopo 10 giorni torna in Francia e che cosa fa il primo giorno che torna? Vuol mettere a capo dell'amministrazione pubblica suo figlio. E chi gliel'ha detto, secondo voi? Così, Carlo d'Inghilterra sta in Italia, Carlo è un principe, non può entrare nell'urbanistica di Londra, perché è un principe, c'è una legge che glielo proibisce, sta un po' in Italia, torna là e fa un culo così a Ken Livingstone, sindaco di Londra, per un grattacielo. Si modificano. Topolánek, primo ministro cecoslovacco. Topolánek sta 10 giorni in una villa in Costa Smeralda, non vi posso dire di chi è la villa, e dopo 10 giorni è nudo su tutte le riviste. Ho parlato con la moglie, mi ha detto non l'abbiamo neanche visto mai nudo in casa, noi nei figli. Andava a farsi la doccia con il Montgomery, adesso è su tutte le riviste col Topolánek in giro. Noi siamo un virus. E allora vedere Oxford, questa università che avevo visto solo nei film di come si chiama? Harry Potter. E io pensavo che da un momento all'altro si alzassero tutti e volassero. A chiedere a me che cosa sono le 5 Stelle, io a spiegargli il blog, come è nato, ve lo voglio dire a voi perché non ne parla nessuno. Ma siamo una realtà straordinaria, siamo! A 5 anni il blog. Un giorno uno degli Stati Uniti mi dice perché non fai un sito aperto verso l'esterno, aperto con i commenti. E l'ho fatto. Perché la rete è così, la stanno scoprendo adesso. Fini ha dichiarato sul Corriere ieri che bisogna guardare con attenzione il web. Napolitano ha fatto il suo discorso del 31 a reti unificate anche su YouTube, perché i suoi consiglieri, uno di 91, uno di 84 e l'altro di 79, gli hanno detto c'è YouTube, e lui l'ha fatto su YouTube. Appena era in contatto col mondo, con i suoi cittadini che stava parlando, cominciavano ad arrivare migliaia di commenti in diretta, perché la rete è quella, è diretta, tu dici una cosa, passa, arriva la cosa, e appena visto i primi 10 commenti ha chiuso, ha detto, porca puttana, hanno una paura fottuta dei cittadini. Allora vi dico cosa è successo, in 5 anni questo blog è stato visto da 300 milioni di persone. I filmati su YouTube, miei di Travaglio, i fiato sul collo nei consigli, nelle regioni, i filmati dei ragazzi fatti in modo meraviglioso, bene, tutti questi filmati sono stati visti in 5 anni da 62 milioni di persone. Ci scrivono 3 premi Nobel, ci scrive Stiglitz, che è il consigliere, premio Nobel per l'economia, consigliere di Obama, ci scrive Moabel Junior della Greenberg Bank, il microcredito, ci scrive Rifkin sull'energia. Ma la cosa straordinaria è che oggi, ogni giorno, entrano a guardare quello che scriviamo, quello che facciamo, i vostri filmati, i miei iscritti, un po' di tutto, 250.000 persone al giorno. Mandiamo 540.000 email tutte le mattine, 540.000 iscritti che vogliono ricevere quello che si dice un po' nella rete.
Ragazzi, siamo diventati nei primi 30 blog del mondo in italiano, i blog nel mondo sono 280 milioni, tra i primi 30 ci siamo noi, in italiano. Abbiamo fatto un miracolo, cazzo, è a disposizione, non è il mio. È a disposizione, e la cosa straordinaria è che ci scrive un Nobel sull'energia e vale come uno, e ci scrive un elettricista sull'energia, e il Nobel e l'elettricista parlano, perché magari il Nobel dice una minchiata, perché l'elettricista dice non si può fare praticamente, e nascono i progetti sull'energia, sulle nostre idee, sulle 5 Stelle, sull'acqua pubblica, per esempio, l'acqua pubblica. L'acqua pubblica, che la sinistra continua ad andare a dire ma non c'è neanche da porsi il problema, l'acqua rimane pubblica, però i comuni sono privatizzati. Giocano sempre sulle parole. L'acqua pubblica, Bersani dice rimane pubblica. Guardate, io ce l'ho, forse più che con Berlusconi, con questa sinistra, che veramente... Berlusconi è un nemico, gli altri sono i finti amici. Bene. 56 comuni sono riusciti a mettere, i cittadini, i comitati, a mettere nei comuni, nello statuto dei comuni che l'acqua deve rimanere pubblica. L'ultimo Torino, Chiamparino, Partito Democratico, quando hanno votato queste 2 righe da mettere nello statuto, si è alzato e è uscito, Chiamparino, ex sindacalista, quelli vicino alla gente. E le 2 righe che sono riusciti a mettere nel comune di Torino sono 2 righe. L'acqua deve rimanere pubblica e gestita da una società pubblica, punto. E lui è uscito. E Bersani dice noi non abbiamo il know-how per gestire il know-how, non sappiamo come fare, perché non la facciamo gestire da queste multinazionali che sono abituati, come Veolia, è una francese europea, Veolia fa inceneritori, Veolia fa discariche, si occupa di rifiuti, di elettricità e di acqua. Perché non la diamo a gestire allora? Gestiva l'acqua di Parigi, gestiva privatamente l'acqua di Parigi, solo che 5 mesi fa il sindaco di Parigi si è incazzato, ha preso l'amministratore di Veolia, gli ha dato un calcio nel culo e si è ripubblicizzato l'acqua. E i francesi hanno oggi a Parigi l'Eau de Paris, acqua pubblica, e il sindaco ha risparmiato 30 milioni di euro in un anno di soldi pubblici dei cittadini. E fa benissimo. Ma l'acqua non è solo quella che si beve, l'acqua è quella che si depura. Noi abbiamo idee, perché le idee nascono da 30-40 mila persone, architetti, ingegneri, premi Nobel, elettricisti, nascono le idee. L'idea sull'acqua non è solo quella che si beve, quella che si depura. L'acqua è il doppio circuito nelle case. Siamo agli antipodi. Ma vi sembra normale che noi consumiamo 280 litri pro capite di acqua potabile, pagata 1,5 litri a metro cubo? 280 litri al giorno. Un tunisino, un algerino, 70 litri. 28 litri, 70 litri di questi 280 che consumiamo, 70 litri vanno nei gabinetti. Nei gabinetti, siamo un popolo civile, buttiamo acqua potabile nel gabinetto. Ma ha senso questa cosa, che lo stronzetto viaggia e mentre viaggia verso la fogna è contento di acqua potabile e si fa una domanda, dice ma chi è lo stronzo dei due? Non è lui, siamo noi. Allora, doppio circuito significa raccolta dell'acqua piovana, ci sono dei serbatoi, come potete vedere nello spettacolo, serbatoi svizzeri, dove c'è una pompa, un pressostato e un filtro, raccoglie l'acqua dei pluviali. Allora l'acqua va nella lavatrice, acqua piovana, il primo lavaggio nella lavatrice la fa l'acqua piovana, la lavatrice è collegata col water, allora quando la lavatrice scarica nel water, e nel water ci va l'acqua che hai usato nella lavatrice che è acqua piovana. E non hai consumato un decilitro di acqua potabile pagata un litro a euro a metri cubi. Fare i doppi impianti, i gabinetti. Noi sappiamo tutto della macchina, non sappiamo fare più una casa, hanno tecnologie dentro di risparmi energetici da ridere. I gabinetti sono così da 100 anni, il gabinetto è così. Andate in Svezia, c'hanno 25 tipi di gabinetto, dividono la pipì dalla cacca, la pipì la vendono come fertilizzante, la cacca come compost per gli orti. Fanno i soldi, le spese condominiali, se le pagano cagando. Ma io veramente... Allora, no. Fare una casa. Non è che dobbiamo prendere allacciamenti di gas da puti. Guardate che questa gente qua sono malati di mente. Qui vi fanno metropolitane subacquee. Questa gente progetta con dei software che io conosco, non sono più architetti. Non sono architetti.
progettano con dei software e puoi fare qualsiasi cosa col software. Puoi far partire una sezione. Siamo un partito, non siamo